trivellazioni, l'ok contenuto nel decreto aiuti quater del governo. Il gas prodotto servirà alle nostre imprese come le vetrerie di Murano, ha detto il ministro Urso a Roma, ma il presidente della regione ribadisce la linea contraria. Migranti, nuovi arrivi oggi in Veneto, ma i sindaci ribadiscono non c'è più posto, la gestione deve essere europea. Zaia, non possiamo diventare un hub nazionale. Tempi troppo stretti, il contributo d'accesso a Venezia non entrerà in vigore dal 16 gennaio come previsto. Il ticket slitta l'estate 2023. Il ministro della cultura studierà il dossier, qualcosa va fatto per la città. Dimessa dall'ospedale ma ancora molto provata la dottoressa coltellata ieri allo IOV di Padova. Intanto i sindacati tornano a chiedere i presidi di polizia negli ospedali. Ogni giorno visito i cantieri della città. Se fare pressione perché i tempi siano rispettati è un reato, mi autodenuncio. La singolare solidarietà trasversale del sindaco leghista di Noventa di Piave a Sergio Giordani per l'inchiesta sullo stadio Euganeo. La piaga dei furti colpisce in tutte le province del Veneto, nella Marca razzie continue, nel Milanese il corteo di aiuto dei residenti esasperati dai ladri. Un piano per valorizzare e difendere il paesaggio veneto. Oggi a Palazzo Balbi la firma del protocollo tra la Regione e il Ministero della Cultura. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque via libera alle trivellazioni. L'ok è contenuto nel decreto aiuti quater del governo presentato questa mattina. Il gas prodotto servirà alle nostre imprese come le vetrerie di Murano, ha detto il ministro Urso. Ma Zaia da Venezia ribadisce la linea imbarazzo e tensioni nel centro-destra. L'anticipo del gas che consentirà di fronteggiare a prezzo calmierato l'emergenza energetica nel nostro Paese è diretto ai settori, nello specifico, del vetro, alle vetrerie di Murano, per esempio, è diretto al settore della ceramica, altra eccellenza del Made in Italy, e quindi a Sassuolo, ma anche, lo dico, al Veneto, è diretto al settore della carta, una terza eccellenza del Made in Italy che ci contraddistingue ovunque nel mondo, e quindi a Fabriano piuttosto che a Verona. I primi riferimenti sono a 3 produzioni d'eccellenza venete e forse non è un caso. È metà mattina quando il neoministro alle imprese, il padovano Urso, motiva così da Palazzo Chigi, con accanto la premier Meloni, il via libera del governo al decreto aiuti quater nella parte in cui si dà l'ok a nuove estrazioni in mare tra le 9 e le 12 miglia. In Veneto questo significa solo una cosa: trivelle in Alto Adriatico. Un'ora dopo a Venezia il presidente Zaia tiene il punto, confermando nei fatti il suo no. Io penso che sia ragionevole che un governo che si ritrova a gestire una crisi energetica come questa le debba approvare tutte. Dopodiché ci saranno dei luoghi nei quali puoi perforare, in altri in cui puoi perforare di più, in altri dove non puoi perforare. Questo lo dirà la tecnica, lo diranno gli esperti. Il governo fa il suo lavoro e lo fa bene. Noi siamo qui, nel mio caso, anche a mantenere una posizione di coerenza. La coerenza è tutto nella vita. Parole pronunciate a margine di una conferenza stampa a Palazzo Balbi con il ministro della Cultura Sangiuliano, che si vota al massimo equilibrismo. Io ho votato le misure in Consiglio dei Ministri, quindi sono d'accordo con le misure che sono state votate, mi sembra abbastanza chiaro. Però io non mi iscriverei al partito del tutto bianco e del tutto nero, nel senso che secondo me le due esigenze si possono contemperare, possono essere armonizzate assolutamente. Sangiuliano, che proprio da Zaia riceve come dono una bandiera del Veneto, tutt'altro che un messaggio in bottiglia per l'autonomia. Molto più diretto la sera prima il ministro Calderoli, che sulle trivelle non ha dubbi. Divido completamente quello che ha detto il governatore Zaia. Mentre nelle prossime ore è previsto un incontro Zaia-Urso, tra le contraddizioni ormai evidenti del centrodestra si insinua l'opposizione. Il presidente Zaia, che si è espresso contro questa norma, non è riuscito ad ottenere da questo governo nemmeno una pausa riflessiva per guardare davvero a quelle che potrebbero essere le conseguenze. Mi sembra per il governo un esordio, come immaginavo, molto più difficile di quanto in molti prevedevano. E adesso la questione migranti, anche oggi nuovi arrivi in Veneto e nella Marca Trevigiana. Il presidente del Veneto Zaia dice che la regione è pronta ad accogliere chi scappa dalla morte e dalla fame, ma non possiamo diventare un hub nazionale.
Ieri sono arrivati questi 9 da Catania, più altri 3 che arrivano oggi, il totale 12. Abbiamo fatto fronte a queste esigenze di accoglienza e continueremo a farlo. Sapete quanti ne arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? No, in questo momento non lo sappiamo. Dopo i 50 di ieri, oggi una ventina i migranti giunti in Veneto e distribuiti nelle 7 province. Continuano dunque anche in queste ore gli arrivi a piccoli gruppi di richiedenti asilo, al momento solo uomini, e nelle prossime settimane potrebbero raggiungere la nostra regione altri 380 rifugiati. Per il prefetto di Treviso la situazione è sotto controllo. Noi da alcuni mesi riceviamo normalmente delle persone nelle nostre strutture di accoglienza, anche caserma Serena, caserma di Oderzo e altri centri. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ieri facendo il punto della situazione non aveva nascosto la propria preoccupazione perché in Veneto sono ormai chiusi i vecchi hub e posti in strutture sufficientemente grandi non ve ne sono. Il sistema dell'accoglienza è ormai saltato, ha commentato il rappresentante del governo, ma si sapeva che si sarebbe arrivati a questo punto. Noi facciamo il massimo, siamo pronti ad accogliere ogni disponibilità da parte di enti o istituzioni. Se però prima la situazione era difficile, oggi direi che è impossibile. Nella Marca trevigiana a disposizione per l'accoglienza ci sono le ex caserme Serena di Casiere e Zanusso di Oderzo. Quest'ultima, spiega il sindaco Maria Scardellato, ormai al limite della capienza. Mi auguro, dice la prima cittadina, che i migranti vengano accolti nei comuni dove non vi sono hub. Duro poi il sindaco di Castelfranco, nonché presidente della provincia di Treviso Marcon, che auspica una gestione europea dei rifugiati. Stiamo tornando indietro, la competenza della gestione dei migranti non è di competenza comunale, è una competenza fondamentale dello Stato e deve farsene carico. Il territorio di Castelfranco, il comune ospita il 13% di popolazione straniera, oltre facciamo fatica a andare. Per il presidente del Veneto Zaia la regione è pronta a fare la propria parte, ma non può essere lasciata sola. Non possiamo diventare il ventre molle di questa partita. Noi siamo una terra ospitale, conosciamo l'ospitalità, la solidarietà, una persona ogni 5 fa volontariato. Se qualcuno scappa dalla morte o dalla fame non ci ha mai tirati indietro, ma non possiamo diventare un hub nazionale. Tempi troppo stretti e il contributo d'accesso a Venezia slitta l'estate prossima. Ne ha parlato anche il ministro della Cultura, San Giuliano, oggi a Palazzo Balbi, per firmare il protocollo sul paesaggio regionale. Il contributo d'accesso a Venezia non entrerà in vigore dal 16 gennaio come previsto. Il Consiglio Comunale non ha ancora dato l'approvazione, che potrebbe però arrivare entro la fine dell'anno, ha dichiarato l'assessore comunale al turismo Venturini. Una volta dato l'ok ci vorranno 6 mesi, quindi in ogni caso non sarà effettivo prima di metà estate. Secondo il sindaco, inoltre, i tempi sarebbero troppo stretti per adottare la nuova misura e farla comprendere ai turisti. Una questione complessa e discussa, su cui si è espresso oggi anche il neo ministro alla cultura San Giuliano. Io studio, approfondisco le questioni e poi dopo esprimo un punto di vista definito sulle singole questioni. In generale, ma molto in generale, io posso dire che il tema del sovraffollamento delle città d'arte, che va, come dire, a mettere a rischio le stesse città d'arte, è un tema che va affrontato. Quindi, poiché io sono da 2 settimane, datemi il tempo di studiare, di approfondire e poi le darò una risposta definita nel presupposto che ritengo che qualcosa, non so cosa, vada fatto. Il ministro si è recato a Venezia per la firma del protocollo d'intesa con il presidente Zaia per il completamento delle attività per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale, che va preservato ma allo stesso tempo sviluppato e modernizzato. Ritengo che il Veneto sia una regione centrale nel sistema culturale del nostro paese. Quello di oggi è l'inizio di un percorso che ci porterà ad elaborare il piano paesaggistico della Regione Veneto. Sarà uno strumento d'uso molto importante nella consapevolezza che il patrimonio e anche il paesaggio è un bene patrimoniale fondamentale che noi dobbiamo trasmettere intatto, salvaguardandone i contenuti alle generazioni che verranno, però anche nella consapevolezza che noi dobbiamo dare certezza ai cittadini e agli operatori economici di quello che si può fare e di quello che non si può fare.
È stata dimessa, ma è ancora molto provata la dottoressa accoltellata ieri allo IOV di Padova da un paziente. Si è difesa a mani nude parando i colpi che potevano arrivare anche più in profondità ed essere letali. Ora è stata dimessa dall'ospedale, anche se ancora molto provata. La dottoressa che allo IOV ieri è stata accoltellata da un paziente di 85 anni che aveva appena visitato negli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. La ferita alla mano è importante, ma la dottoressa sta recuperando. Questa mattina il direttore generale dello IOV l'ha sentita al telefono. La dottoressa, da un punto di vista fisico, delle ferite che ha avuto, sta facendo i trattamenti che le sono stati prescritti. Sicuramente è una persona molto provata da un punto di vista psicologico per l'atto che c'è stato e si è preoccupata subito ieri, mi raccontano, di come stesse il paziente, un paziente che lei seguiva da tempo. Il direttore generale ha ringraziato gli infermieri che hanno soccorso la dottoressa ferita e si sono presi cura degli altri pazienti e anche dell'aggressore stesso, che è stato fermato e arrestato dalla polizia e ora è ai domiciliari. Noi ovviamente come istituzione abbiamo a cuore i nostri pazienti, anche un paziente che si è comportato così, questo però non fa passare in secondo piano il fatto che assolutamente nessun gesto violento verso nessuno, ma verso i sanitari in particolare che lavorano per dare una risposta ai bisogni di salute dell'utenza può essere giustificato. Negli ultimi mesi le aggressioni ai sanitari sono aumentate nelle strutture pubbliche, lo denunciano i sindacati che tornano a chiedere presidi di polizia negli ospedali. Chiediamo a gran voce che vengano intensificati i presidi delle forze dell'ordine all'interno degli ospedali. La UIL FPL esprime solidarietà a tutti i lavoratori che continuano a subire violenze fisiche e verbali. Bisogna mettere dei presidi delle forze dell'ordine stabili all'interno dei presidi ospedalieri e agire sulla videosorveglianza. Ecco, da questo punto di vista è necessario incrementarla e appunto poi creare anche quelle condizioni di accesso alle strutture, perché i cittadini quando accedono devono essere consapevoli che da noi viene garantita la salute. L'inchiesta Stadio a Padova, il consigliere comunale di opposizione, il leghista Ubaldo Lonardi, ha denunciato di aver ricevuto una telefonata di minacce martedì sera verso mezzanotte. Uno sconosciuto con voce artefatta gli avrebbe detto: si faccia un esame di coscienza, crede di essere invincibile. La persona ha immediatamente riagganciato. Secondo Ubaldo Lonardi, le minacce sono legate alle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'amministrazione sulla questione Euganeo e le sue dichiarazioni in merito alla richiesta di dimissioni dell'assessore Bonavina e di un consiglio comunale urgente. Lonardi ha sporto denuncia ai carabinieri e in merito all'inchiesta sullo stadio Euganeo arriva da un sindaco leghista, il primo cittadino di Noventa di Piave, e la particolare solidarietà al sindaco Giordani. Io faccio sindaco e tutte le mattine ho il dovere di andare a vedere i cantieri e voglio vedere lo stato di avanzamento lavori e faccio pressioni sulle ditte. Se questo è motivo di essere indagato, come è successo per la vicenda della curva del Padova, ragazzi, ma a questo punto mi autodenuncio, perché io devo finire i lavori, è quello che vuole la gente e devo seguire le imprese. Cioè, non posso continuare, non possiamo stare in ufficio. Il sostegno arriva anche da amministratori locali di colore politico diverso. Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana, è tra i primi a comprendere il sindaco di Padova, Sergio Giordani, indagato per presunte pressioni per finire in tempo i lavori della curva sud dello stadio Euganeo. Intanto il primo cittadino ha inviato una nota urgente al presidente del Consiglio Comunale, Antonio Foresta, chiedendo di convocare l'assemblea per fare le sue comunicazioni, ma anche per sentire il pensiero di tutti i consiglieri e le consigliere. È giusto e doveroso che io parli al Consiglio, lo farò nella massima serenità e nella convinzione di aver operato nell'interesse pubblico e nel rispetto delle norme, ha detto il primo cittadino. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sull'inchiesta. Giordani e Bonavina sarebbero stati intercettati dagli uomini della Guardia di Finanza già a partire dallo scorso marzo e proprio a quel periodo fanno riferimento le frasi che hanno fatto scattare l'accusa nei loro confronti. Il sindaco, molto arrabbiato perché i tempi di realizzazione della curva sud si stavano allungando, sollecita in modo forte i funzionari dicendo: fate in modo che io veda la gente là. Le elezioni amministrative sono alle porte, si vota a giugno e il primo cittadino teme di disattendere le promesse fatte alla città e soprattutto ai tifosi di veder completata la nuova parte dello stadio e quindi di non venire riconfermato. Giordani però vince a mani basse con il 58% dei consensi, senza che la curva sud fosse completata a maggio.
Come annunciato nei giorni scorsi, ieri sera i residenti del Milanese sono partiti con un corteo di aiuto per chiedere più sicurezza e forze dell'ordine. Abbiamo paura, hanno raccontato. I cittadini vogliono più sicurezza. Per questo ieri sera i residenti di Pianiga, Campocroce di Mirano e Santa Maria di Sala si sono dati appuntamento alle 19:30 al campo comunale di Pianiga per poi partire con un corteo di circa 20 auto in segno di protesta e lanciare un forte messaggio. Stiamo facendo questo perché siamo stanchi, 7 anni proprio. Abbiamo paura che dalle 5 alle 7 ci buttano sempre sottosopra le case. Siamo stanchi, poi abbiamo paura anche che se siamo a casa ci minacciano. Noi non possiamo sempre avere paura, stare a casa che ci arriva a rubare. Poi ci aspettiamo innanzitutto che le istituzioni locali, i sindaci premano affinché il questore e la prefettura mandino maggiori forze di sicurezza, primo, e più vogliamo assolutamente che venga, da anni si parla di un presidio o di carabinieri o di polizia nella zona del Milanese, quindi nella zona tra Santa Maria di Sala, Caltano eccetera, perché di notte ci sono solo una pattuglia di carabinieri, una pattuglia di polizia che partono da Chioggia fino a Portogruaro. I cittadini, seguiti da un'auto dei carabinieri, sono passati per Santa Maria di Sala, Campocroce, Scaltenigo, Vetrego per fermarsi davanti al municipio di Mirano. La speranza è quella di essere ascoltati e soprattutto protetti, con un messaggio al questore di Venezia che nei giorni scorsi a Mestre ha incontrato i residenti di Via Piave per ascoltare le loro problematiche. Se viene con i camper anche per le campagne, che c'è tanto bisogno di sentire comunque le istituzioni, lo Stato, perché a volte è tutto un fai da te e ci sentiamo un po' abbandonati. La preoccupazione è anche che nel ripulire Mestre la gentaglia arrivi anche nelle campagne, come è già successo anni fa quando è stata ripulita Via degli Anelli a Padova. Voltiamo pagina, concluso questa mattina il programma Dalla Grande Guerra alla Tempesta Vaia, 21 progetti d'arte e cultura che hanno ridisegnato il volto di un territorio devastato nell'ottobre del 2018 dalla Tempesta Vaia. La Grande Guerra in 4 anni sconvolse la vita di milioni di uomini e cambiò in modo definitivo il volto dell'Italia. Invece la tempesta, l'uragano Vaia, in 4 giorni sconvolse il nord-est con raffiche di vento tra i 100 e i 200 km/h, lasciando dietro di sé 3 vite umane, oltre che un territorio completamente devastato. E ci hanno pensato arte e cultura a creare un percorso di connessione lontano 100 lunghi anni tra la Grande Guerra e la tempesta Vaia, grazie alla collaborazione tra la Regione Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un progetto di riqualificazione del territorio. Il progetto è stato realizzato intanto con l'emanazione di un bando. Noi avevamo a disposizione un qualche centinaio di migliaia di euro per realizzare questo progetto. Noi abbiamo pensato di fare un bando, questo perché? Perché volevamo avere delle proposte dal territorio, scegliere le migliori. Le realizzazioni sono state diverse, è stata l'occasione per o riattivare o creare degli itinerari sul territorio che portassero cittadini e turisti e visitatori a frequentare i luoghi interessati dalla Grande Guerra e dalla Tempesta Vaia. È stata l'occasione per elaborare dei testi teatrali, delle performance teatrali anche molto molto suggestive. Decine di migliaia di alberi abbattuti, raccolti 3 milioni di metri cubi di legna, un progetto che dona una nuova identità a un territorio dal volto riconoscibile. Gli itinerari sono itinerari sui luoghi interessati, che quindi ci portano a vedere le cose più interessanti. Sono stati tabellati, quindi sono itinerari che comunicano. A volte c'è la possibilità anche di avere la realtà aumentata. Il 12 novembre 2019 il disastro dell'Acqua Granda che colpì Venezia, 187 centimetri di marea che misero in ginocchio la città. Domenica alle 21:15 su Antenna 3 il documentario di Media Nord-Est per ricordare quelle ore drammatiche. E con questo appuntamento da non perdere vi salutiamo e vi lascio alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.
Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Previsioni del tempo per sabato 12 novembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso coperto per tutto l'arco della giornata, ma in genere senza precipitazioni associate. Nelle ore più fredde frequenti nebbie in pianure e nelle valli, localmente fitte. Temperature in lieve calo, minimi sugli 8-11 gradi, massimi intorno ai 15-16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia molte nubi ovunque con cielo grigio e locali foschie di mattina nelle aree pianeggianti. Soffierà bora moderata in intensificazione verso sera. Temperature minime sugli 8-11 gradi, massimi intorno ai 16-19 gradi. Sul Trentino Alto Adige occasionali schiarite sui settori settentrionali, altrove sarà grigio e nuvoloso e non sono attese piogge. Temperature minime sui 5-8 gradi, massime intorno ai 18 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.